Ciao a tutti gli amici di mattoscacco.com e benvenuti in questa nuova video lezione. Oggi parliamo nuovamente del gambetto danese, uno dei gambetti più aggressivi di sempre, che si ottiene dopo E4, E5, D4, il nero accetta il gambetto, C3, il nero accetta il gambetto, alfiere C4 e il nero accetta il gambetto. Chiaramente questa è la posizione, quindi abbiamo due alfieri sviluppati del bianco contro il guadagno di due pedoni netti del nero. Questa è la posizione che ci si presenta. A questo punto la continuazione che permette al nero di tenere la situazione, secondo la teoria, è D5. Chi non conosce questa continuazione può commettere vari errori, per esempio dire ok, io decido di fare direttamente scacco con alfiere in B5, in B4. A questo punto il nero e il bianco deve difendersi per esempio con cavallo C3, gioco donna D7 mi serve a catturare questo pedone dato che il cavallo è inchiodato. Donna B3 è una mossa molto utilizzata in questa apertura, sia perché va a creare una batteria di donna e alfiere contro il punto più debole dello schieramento del nero, sia perché lascia la donna a difendere questo alfiere. Dato che il nero non vuole avere la donna sulla difesa di questo alfiere, decide di cambiarlo, scacco e alfiere per scacco. Qui abbiamo due alfieri affiancati. Secondo la teoria, due alfieri affiancati sono fortissimi, sono devastanti e infatti noi lo vedremo proprio in questo momento. È il turno ora del nero che finalmente può prendere questo pedone. Ora scacco chiaramente, guardiamo un attimo la situazione, ci sono tante opportunità per entrambi gli schieramenti, c'è questa batteria che punta su F7, c'è questo alfiere che punta su G7, la donna ha dato scacco, ora il re probabilmente se il bianco si difende in questo modo si può catturare in G2, il re se si sposta perde l'arrocco, insomma ci sono varie opportunità, ma alla lunga vediamo che è il bianco che ne uscirà vincente da questo. Infatti re di 2, tanto abbiamo visto che il punto in G2 ormai è perso. La donna proprio, onde evitare questi tipi di inchiodature, decide di catturare in G2 e allo stesso tempo difende questo pedone. Le uniche cose che può fare la donna. Cavallo in E2 andando a far comunicare le torri, quindi evitare che queste possano essere prese. Adesso il nero cerca chiaramente di svilupparsi perché ha tutti i pezzi alle loro posizioni di partenza, ma pur dandosi da fare è veramente troppo in ritardo con lo sviluppo. Cavallo F6, alfiere per F6, G per F6, pessima posizione, struttura pedonale, quindi chiaramente è anche andato l'arrocco per il nero, e dopo G per F6 è il turno del bianco che gioca torre in H, va in G1, donna per H2 e a questo punto il bianco entra all'attacco. Donna E3 scacco. Ora ci sono varie continuazioni dopo questa mossa. La più forte è Re di 8. Torre in A va in E1. Ora è difficile capire così velocemente che cosa sta cercando di pianificare il bianco, ma fra pochissime mosse sei in grado di vederlo. Torre in D8, scusa, torre in E8. Il nero cerca di dare un po' di fastidio almeno al bianco, ma è proprio su questa mossa che il bianco vince poi la partita. Sacrificio di donna, donna per torre, chiaramente re per donna, cavallo in D4, scacco di scoperta di torre, re D8, torre G8, scacco matto. Quindi questa mossa non si può chiaramente giocare. Torniamo indietro a qualche mossa. Quindi dopo donna in D4 non si può andare in D8, ma per esempio ci difendiamo con donna in E5. Questa può essere un'altra possibile difesa.
Tuttavia dopo torre G8 scacco, re E7, cavallo F5 scacco matto. La donna non può catturare il cavallo perché c'è l'inchiodatura e il re nero non può andare indietro, non può andare in E6 perché c'è l'alfiere, non può andare in D6 perché c'è il cavallo. Torniamo indietro ancora di qualche mossa. Eccoci qui. Quindi dopo lo scacco di scoperta in D4, qual è l'unica soluzione che ci manca da vedere? È re in F8. A questo punto guarda molto bene questa continuazione spettacolare, torre in E8, scacco, re per E8, torre G8 scacco, re in E7, cavallo F5, scacco matto. Bene, se questo video ti è piaciuto lascia un like, lascia anche un commento e ricordati di iscriverti al canale. Sul sito mattoscacco.com troverai altre di queste aperture e altre di queste trappole in apertura, soprattutto nel videocorso dedicato alle aperture scacchistiche, e in descrizione del video trovi il link. Ciao e grazie!